Buon pomeriggio a tutti amici di Sportisili, benvenuti dall'impianto sportivo Licaudi di Piana degli Albanesi. Oggi quinta giornata del campionato di eccellenza Girone A, San Giorgio Piana contro Gela. Vince anche Scalisi. Di prima Scalisi a cercare la corsa di Maltese, può andare lui, ancora Maltese fermato, ma il pallone rimane lì, la schiaccia troppo a terra il numero 10 del San Giorgio Piana, ovvero Torres. Raimondo per sistemare una cosa va proprio Chinnici. Bella la parabola di Giorgio Chinnici di Savasta che aspetta e poi potrebbe imbeccare lì a destra la corsa di Cocimano. Attenzione a lui, Cocimano a centimetri dal gol del vantaggio. Qui il Gela stoppa il pallone, Cantus prova addirittura il sinistro verso la porta di Valenti, fuori misura, una di quelle che può valere tanto già. Attenzione nel frattempo al San Giorgio con Torres, pallone al centro, la parata clamorosa di Valenti che rimane in piedi fino all'ultimo, è bloccata del 16, a cercare Maltese, anzi Torres che fa il tiro deviato, Valenti in calcio d'angolo un'altra volta, palla qui il Piana, attenzione la corsa di Maltese dove c'è Azimati, tocco di prima intenzione per Azimati che può controllare, entra in aria, cross al centro, Valenti non perfetto, attenzione poi a Torres davanti alla porta, si sbaglia quello che poteva essere il primo gol casalingo, chiare occasioni, qualche tiro pericoloso, attenzione che passa dove c'è proprio Miliziano e poi il tapin vincente l'ha segnato proprio lui, proprio Torres, non vado errato, stacco perfetto, Maltese, è stato Maltese, Miliziano ci ha creduto sul secondo palo, scivolato un'altra volta buona Maison, attenzione poi non arriva al centro dell'Enrico e il tiro provato da Savazza, andare quindi buona Maison che apre perfettamente e solo Torres guarda la porta, ancora Torres, la giocata, sempre lui il tiro, fermato, stoppato lì da Valenti, insieme ancora il numero 2, torna sul sinistro, poi adesso la passa Scalisi, a un tocco il Piana, il tiro poi di Miliziano, fermato, la parata di Valenti, ma viene anticipato Torres da Tosto che però poi perde palla. Attenzione al tiro qua, Valenti, grande parata, tiro di buona Maison, poi qua Torres addirittura può andare Maltese e c'è il 2-0, ha segnato la doppietta Maltese, a caso arriva questo pallone favorevole per San Giorgio, ci ha creduto Torres, ci ha creduto Maltese ed è 2-0. Pallone al centro, esce dai blocchi un'altra volta, qui Tosto, bravissimo qua, Cintura che può andare, non c'è fallo, autostrada per Cintura che può insistere, va al tiro in porta, si prende l'applauso della panchina dopo i richiami, i rimproveri di mister Chinnici, marcature più a zona quelle del San Giorgio, esce un'altra volta di casa e adesso si libera l'urlo di Piana degli Albanesi, il San Giorgio vince per la prima volta in campionato in casa, si sblocca oggi grazie alla doppietta del bomber Maltese, una prova importante più che sufficiente di tutti gli 11